Sindaco, giornata intensa di incontri ieri per il comune di Racalmuto e coinvolgimento della sua persona. Di buon mattino una troupe RAI ha fatto tappa a Racalmuto, alla Fondazione Sciascia, per capire e comprendere il ruolo che avrà il comune in ambito di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Sì, ieri in effetti è stata una giornata densa di impegni per il nostro comune. Ieri in mattinata abbiamo ospitato una troupe della RAI in occasione dell'anniversario della nascita di Leonardo Sciascia, che cade proprio oggi, 8 gennaio, ed anche per stabilire e parlare del ruolo del nostro comune all'interno delle manifestazioni di Agrigento, capitale della cultura. Dopodiché c'è stata un'importante riunione in prefettura e di questo va ringraziato Sua Eccellenza il signor Prefetto, che su nostra richiesta ha convocato i sindaci di Racalmuto, di Favara, di Canicattì e di Agrigento per parlare dei gravissimi disservizi idrici legati soprattutto ai turni di fornitura dell'acqua, che sono davvero eccessivi. Abbiamo parlato, ho rappresentato le difficoltà del nostro comune in particolare con turni molto lunghi. Ho rappresentato anche che in seno all'assemblea cittadina che c'è stata, molti utenti hanno lamentato che continuano ad arrivare le bollette molto esose a fronte di un servizio che è molto ridotto rispetto ai mesi precedenti. Sua Eccellenza ci ha rassicurato, è stato molto attento alle nostre problematiche e ci ha rassicurato su un suo intervento molto autorevole. Incontrerà la Protezione Civile per valutare alcuni interventi importanti, in particolare per le comunità dei comuni interessati. Poi in serata c'è stato un incontro al foyer del Teatro Pirandello con i vertici della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura e noi abbiamo presentato le nostre proposte da inserire nella programmazione che sta per essere già completata da parte dei vertici della Fondazione. Nel 1921 nasceva Leonardo Sciascia, oggi avrebbe compiuto 104 anni. Come ricorda il Comune e la Fondazione Sciascia lo scrittore? Come da prassi noi facciamo sempre un pubblico manifesto e anche sui social facciamo dei post per ricordare l'importante anniversario. Ma ovviamente la maniera più opportuna, più adeguata è quella di avviare una serie di iniziative per approfondire lo studio dell'opera e del pensiero di Leonardo Sciascia. Infatti il Consiglio di amministrazione a giorni si riunirà per stabilire il programma delle manifestazioni culturali dell'anno 2025, anche come ho detto prima in ragione delle iniziative che saranno anche inserite nel programma di Agrigento Capitale della Cultura.